Ormai tutto pronto per questo premio Equus Racing Team. È una corsa per 4 anni sui 2000 metri, un vincitore di 6.000 euro in carriera, 12 al via. 1 Cefalojet, Manuel Pistone, 2 Castroval, Davide D'Antoni, 3 Cielo degli Ulivi, Carmine Piscuoglio, 4 Cucun Club, Roberto Vecchione, 5 Coldplay Waiselle, Gennaro Mitrano, 6 Cesare Antonio Di Nardo. Seconda fila 7 Coffee Mail, Maurizio Cheli, 8 Charles, Sandro Miraglia, 9 Colorado Sprint, Nicoletta Ravaioli, 10 Columbus Gaps, Vincenzo Piscuoglio, 11 Carlito ZS, Afrin Schmidra, 12 Cyrano Tab, Marco Stefani. Parte un po' arretrato Coffee Mail, anche Carlitos ZS, tanto stacco con l'errore del numero 6 1 Cesar. Cefalojet squalificato, Rompe numero anche 6 Cefalojet. Cesar squalificato. Sono in lotta Castrovalc e Cucun Club. Alla fine passa l'allievo di Roberto Vecchione ed è al comando dopo 200 metri passati in 15. Quindi primo passaggio davanti alle tribune, Cucun Club. Poi c'è l'errore anche di Castrovalc. Numero 7 Coffee Mail squalificato. Anche Coffee Mail numero nelle 2 retrovie. Castrovalc squalificato. Seconda raccordo ora è Cielo degli Ulivi davanti a Cyrano Rab. Poi all'esterno Coldplay Wise L, lungo la corda sono invece Cesare e Colorado Spring. Intanto l'allievo di Roberto Vecchione arriva ai 600 in 47 scarsi. Sempre all'esterno scoperto Coldplay Wise L, che si trascina il numero 11 di Carlitos ZS. Tanto retta di là, passata in 15,3 dal figlio di Owens Club che conduce. Si avvicina Coldplay Wise L all'esterno, sempre secondo la corda Cielo degli Ulivi. Primo chilometro che se ne va in 1:18,1. Siamo al secondo passaggio davanti alle tribune, Cucun Club, poi la pariglia formata da Cielo degli Ulivi e Coldplay Wise L, poi quell'altra con il numero 12 di Cyrano Rab e l'11 di Carlitos ZS, poi Colorado Sprint che va a prendere la terza pariglia ai fianchi di Charles. 15,1 qui davanti alle tribune, sempre in controllo Cucun Club, davanti al numero 3 di Cielo degli Ulivi, mentre è molto attardato uno Cesar che è uno dei più attesi, è ormai lontano. Siamo sulla retta di là con lo scatto da parte di Carlitos ZS. Numero 9 Colorado di Spring squalificato. Cyrano Rab che sposta dalla corda per venire in terza ruota. Intanto Cucun Club numero deve arginare l'attacco portatogli da Carlitos ZS. Poi a distanza gli altri, sembra ormai una lotta fra i primi due. Cucun Club al comando, Carlitos ZS che lo attacca, ultimi 150 metri, prova lo stacco Roberto Vecchione, ci prova Carlitos, ultimi metri, insiste Carlitos, Cucun Club prova a respingerlo ma sul palo probabilmente Carlitos, ma anche questo arrivo è molto vicino, però penso che Carlitos ZS con Afrin Schmidra sia riuscito a stampare Cucun Club, finalmente la presa dritta. Questo figlio di Ideale Luis, le cui ultime prestazioni erano tutte caratterizzate da errori, ma stavolta Afrin Schmidra lo porta direttamente lui. Vediamo se è la vittoria oppure no, probabilmente direi di sì, aspettiamo, ma sembra che abbia stampato Cucun Club proprio sul palo. Afrin Schmidra guida e training per la scuderia Limitless di Matteo Zaccherini. Torna alla vittoria il figlio di Ideale Luis, secondo Cucun Club. Rivediamo la lotta per il terzo, che erano a discreta distanza dai primi due, che erano nettamente avvantaggiati. Probabilmente terzo è il 12 di Cyrano Rab, rivediamo, era al largo, sì, Cyrano Rab con Marco Stefani coglie il terzo posto.